Insieme al governo del paese è a livello territoriale che tra Lega e 5 Stelle si profilano le prime divergenze. Vedi Pedemontana, un progetto che i pentastellati nel Veneto combattono da sempre. Noi siamo contrari a un progetto che andrà a devastare le casse della Regione Veneto e quindi le casse pubbliche dei cittadini. Noi stiamo rischiando di andare a costruire un'opera che andrà a costare 10 volte tanto ai cittadini rispetto a quello che è il costo reale di costruzione. Una questione folle. Per i 5 Stelle non tornano i conti finanziari dell'opera e neppure quelli ambientali, dato che alcuni tratti, secondo la denuncia dei pentastellati, coprirebbero discariche che mettono a rischio la salute dei cittadini. Non si tratta però di un no assoluto, l'opera serve, ma non così come sta venendo realizzata. Ben venga un ampliamento delle strutture esistenti, fatto nel rispetto dell'ambiente, non un'opera faraonica. Le grandi opere devono essere riviste, valutate, confrontate insieme, per cui apriremo un tavolo di confronto. Insomma, la parola chiave, anche su questo tema, è confronto, verosimilmente alla luce dei rapporti di forza che si stanno delineando. Il ministro per le infrastrutture, Danilo Toninelli, è 5 Stelle. Più che probabile che dal Veneto gli arrivi una telefonata.